Questa è sempre un'IRI sulle ATER, sugli effetti che ha avuto la rimodulazione del canone entrato in vigore dal 1 gennaio 2017. Dopo appunto la rimodulazione del canone c'erano state tutta una serie di segnalazioni di pesanti ricadute su alcune fasce, soprattutto di inquilini delle case ATER, soprattutto quelle che si era detto di voler in qualche maniera tutelare in più rispetto alle altre, quindi anche i nuclei unifamiliari. Dopo queste uscite, queste segnalazioni, l'assessore aveva rassicurato sia la commissione che gli inquilini, dicendo che sarebbero state riviste e valutati caso per caso, in maniera tale da venire un po' anche incontro alle esigenze dei singoli inquilini, ed erano stati anche stanziati 2 milioni di euro appunto per far fronte a questo impegno. Siccome sono passati alcune settimane o comunque più di un mese e non abbiamo più notizia di come stia procedendo questa rivisitazione, abbiamo fatto questa IRI per sapere appunto quante persone ad oggi tra gli inquilini delle ATER sono stati contattati o comunque sono stati raggiunti per rivedere questa rimodulazione e appunto usufruire di questi 2 milioni messi a disposizione. Grazie. Grazie, prego Assessore. Va premesso che l'attenzione dell'amministrazione regionale non si è soffermata esclusivamente sui nuclei familiari unipersonali. Infatti gli effetti determinati dalla parametrazione delle capacità economiche delle famiglie secondo l'indicatore ISEE sono stati analizzati scrupolosamente, rilevando i molteplici pregi e ponendo rimedio a qualche limite evidenziatosi. Quello dei canoni ATER nel mare magnum dei servizi alle persone e alle famiglie che vengono erogati tramite l'ISEE è forse l'unico settore che si è confrontato criticamente con il predetto sistema di valutazione e che ha deciso di introdurre alcuni correttivi che migliorano ulteriormente l'equità del sistema. Queste le azioni che uniformemente le ATER stanno sviluppando. Ricalcolo del canone dal 1 gennaio 2017 per coloro che nel 2015, nonostante richieste e solleciti delle ATER, non avevano autocertificato la propria condizione ISEE. Detto ricalcolo viene operato ad acquisizione dell'ISEE prodotta dall'assegnatario o anche rilevata d'ufficio dall'ATER direttamente all'INPS. Tale partita non ha comunque carattere di eccezionalità, nel senso che l'inadempienza di qualche centinaio di assegnatari la si registrava anche nel precedente modello quando si chiedevano i redditi a fini IRPEF. Ricalcolo del canone dal 1 gennaio 2017 per gli assegnatari che al 31 marzo 2017 hanno subito una diminuzione dell'ISEE rispetto a quello originariamente prodotto non superiore al 25%. Al momento le ATER hanno positivamente evaso 364 domande con specifica comunicazione agli interessati. Trattasi di azione straordinaria in virtù del primo anno di introduzione dell'ISEE. Ricalcolo del canone dal 1 gennaio 2017 per gli assegnatari che al 31 marzo 2017 hanno subito una diminuzione dell'ISEE rispetto a quello originariamente prodotto, superiore al 25%. Al momento le ATER hanno positivamente evaso 1101 domande con specifica comunicazione agli interessati. Per le situazioni che si verificano dopo il 31 marzo 2017 la rideterminazione del canone decorre a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. Trattasi di azione strutturale che si attua in tutto il periodo di vigenza del canone. Ricalcolo del canone con decorrenza dal 1 gennaio 2017 per i nuclei familiari unipersonali con riduzione dei tetti massimi di canone del 25% per gli assegnatari con ISEE fino ad euro 10.000 e del 15% per gli assegnatari con ISEE da 10.000 a 20.000 euro, un tanto in considerazione del fatto che l'ISEE per gli unipersonali risulta in qualche modo più stringente rispetto a quello dei nuclei pluripersonali e ciò per il meccanismo di calcolo insito nel sistema ISEE. Tale azione potrà essere in tutto o in parte ripetuta nei prossimi bienni. I nuclei interessati sono circa 8.025 ed un tanto verrà attuato con conguaglio sull'intero periodo. Si segnala che rispetto a tutte le azioni sopra riportate si è provveduto a dare ampia informativa
sportelli informativi, contatti telefonici o informatici, anche attraverso specifici comunicati stampa poi ripresi dai media locali. Grazie, allora la replica al consigliere D'Azzovo. Io ringrazio l'assessore Panontin per la risposta che non è ovviamente una sua materia. Sì, molto probabilmente, come avevamo avuto modo, insomma, le opposizioni quando si parlava in commissione del regolamento avevano segnalato, insomma, queste possibilità, e forse magari facendo una valutazione o un calcolo, una simulazione prima di introdurre il nuovo metodo di calcolo, forse si poteva evitare, anche perché appunto mi pare che i numeri sono abbastanza importanti, sono comunque più di 9.000 persone che hanno in qualche maniera subito, tra virgolette, insomma, questa nuova riforma. Mi auguro che si risolva nel migliore dei modi. Grazie.